Ciao a tutti e benvenuti da Creepman nel survival. Mi volevo scusare se praticamente vi spiego il video di prima non si sentiva niente l'audio e ho dovuto rifarlo da capo, quindi vedete tutte queste robe, un semplice letto, gli attrezzi in più che ho appena fatto e questa roba qua, perché ho appena iniziato. Infatti se usciamo c'è il giorno perché avevo settato la notte per lo spawn, vedete c'è il giorno, quindi non vi preoccupate, non ho citato anche io la mia items, ma non ho citato. Se poi non volete credere come volete, io per i miei fans non cito, punto. Ok, perché la live di Minecraft si è bloccato in area di rigore. Allora adesso andiamo a chiudere un po' di maiali, un po' di moschi che sono da sentire così. Se dire il vero citerò solo per una cosa che poi ce la faremo molto più avanti, che sarà l'allenamento di maiali. Praticamente l'allenamento di maiali non so, o prendo del grano e mi faccio seguire, o penso che userò lo spawn monster di maiali, ma tanto con lo spawn monster non succede niente. Almeno più solo 2 almeno di sicurezza se si spacca l'altro. Ok, ho da 19 di carne, 12 di pelle. Con la pelle cosa potrò fare? Oh, aspettate, io mi dimentico della casa mia, però non c'è un segnale da metterci. Ok, teniamo con queste frecce, queste cose, perché poi io mi faccio sempre l'arco. Molto spesso, molto volentieri. Molto spesso e volentieri io mi fare l'arco. Qua non mi ricordo come si facevano le cose, perché vabbè, no, tanta mancina e forse erano più questi che si fare. No, ma non metti, non posso farlo. Il corpo, aspetta, ok, faccio i stivali. Perché la mia faccia non la voglio coprire, ok. Poi andiamo avanti, scusate se ogni tanto non sentirò la voce, ma parlo sempre basso, quindi devo alzare un po' la voce e ok. Spero di essere senti scusate la voce chiante, ma mi sono alzato da poco. Urco cane, sto per scappare di fame. Dice no, che non corre. Giura? Se non mangia? No, allora, già mi sto perdendo. Ok, Dio. Tanto chiudiamo questo schizzo. Dai, papà, guarda. E da qua forse la mia casiccia. No, dai. Come si fa a iniziare una serie survival dove già all'inizio perdo la casa? Non ho mai visto io qualcuno che faccia una serie di survival e perde la casa all'inizio. A casa dove c'era la neve, quindi non andiamo di là, andiamo di qua piuttosto. Tanto mangio qualcosa perché se no comunque poi va bene che rimane come un cuore, ma se dovessi trovare un creeper che è rimasto, tutti i creeper non muoiono di giorno, se trovare un creeper che era rimasto mi fa così.
stato che questo aspetta un infarto, muore diretto. No, ma non che non si ricorda. Perché? Oh mamma mia. Io mi ricordo queste cose, sono sentite qua sotto. Per forza. Ah, infatti. Vabbè. Aspetta che c'è un po' di fango e merda qua dentro. Ok, ce n'ho 57 di fango e merda. Quindi sai cosa faccio? Poi scendere mi uccide però. A meno che nessuno guarda niente. Cane, mi ucciso. Volevo dire, a meno che nessuno guarda metto come many items, cioè metto la creativa per tutti e 3 millesimi di secondo, ma non ho avuto il tempo di dirlo. Ok. Basta tutto, ho perso qualcosa. Deve aver tutto. Ok, ho spiegato tutto, scusate per questo video banale, ma da qui rimane tutto. Ciao a tutti e forse chiederò a Minecraft Italia di pubblicare qualche mio video per far crescere il mio canale. Ciao!